Sanità, sociale e salute. Inizia con questo il convegno organizzato dal dottor Paolo Madeschi presso l'Hotel Forte del 48 venerdì 10 maggio. Molte sono state le domande che la gente si è posta. Cosa sarà della sanità e del sociale in seguito ai numerosi tagli? E la salute quale posto occupa? Sicuramente i primi punti, soprattutto nel contesto della società attuale, dove purtroppo sono in crescita patologie invalidanti e cresce anche il numero degli anziani, molto spesso non autosufficienti. Tra gli interventi quello del dottor Madeschi, che auspica un grande cambiamento nella gestione della sanità e del sociale. Io credo che l'amministrazione comunale debba fare quello che tutto sommato stiamo presentando anche noi con Gianni Corradini, deve cercare di fare delle comunità delle persone anziane, come ci sono in Germania, a Berlino, come ci sono a Londra. Cioè si prendono delle case, l'ha detto su per giù anche Senargiotto, delle case che sono grandi, si vive 4-5 persone anziane, viene dato dal comune o dall'AS un infermiere che assiste, in questa maniera la persona rimane nel proprio ambiente familiare, è seguita se ha qualche necessità, i costi vengono almeno ridotti al terzo o al quarto, e questo sarebbe un vantaggio per le persone che vengono assistite, per le spese del comune. Tra i presenti anche il dottor Corradini, candidato sindaco alle prossime amministrative San Donà Futura. Queste case per gli anziani a casa loro, in Inghilterra si chiamano retirement house, degli alloggi condivisi dove possiamo organizzare la vita all'anziano proprietario della casa assieme ad altri 4 o 5 anziani, ognuno con la sua camera, ognuno con i suoi servizi, e in comune un'infermiera 24 ore su 24. Credo che questo sia il modo migliore per offrire a chi ha lavorato per costruire l'Italia una fine più decorosa, più felice negli ultimi anni della loro vita. Tra il pubblico molto partecipe e interessato c'era anche la dottoressa Carla Midena, direttore dei servizi sociali azienda ULS 10 Veneto Orientale, che ha descritto la sua idea di sociale e di sanità. È intervenuto anche l'assessore regionale al sociale Remo Sernagiotto, che davvero mattatore ha tenuto viva la vasta platea parlando di sociale e sanità e non solo. Il paese deve risollevarsi e il Veneto però deve aver coraggio di andare oltre il buon modello che ha costruito, perché questo modello ha 20 anni. Ieri si usava molto l'ospedale, oggi si usano molto i servizi territoriali e qui dobbiamo cambiare. Se una volta servivano in Veneto 70 ospedali, oggi ne bastano 30. Però oggi c'è una territorialità che costa 1/10 e che dà risposte migliori rispetto ai bisogni. Se non facciamo questo ci troviamo con ospedali che si svuoteranno sempre di più e con poca territorialità. Sarà un declino certo, ma noi non lo permetteremo. Avremo la forza di agire con il piano sociosanitario nelle eccellenze sanitarie e in una territorialità che dà le risposte alle persone.